prova la storia d'amore della figlia. Un 46enne cingalese spara alla ragazza mentre è al lavoro come badante e tenta il suicidio. Entrambi sono in gravi condizioni, è accaduto a Teolo. Solo l'autopsia potrà fare chiarezza sulle cause del decesso del piccolo Giulio, morto a 3 anni in pediatria a Sant'Orso, dove era stato portato per 2 volte dai genitori per un mal di pancia. In corso a Roma il Consiglio dei Ministri, sul tavolo dovrebbe esserci anche stavolta la questione autonomia. Intanto il governatore Zaia dice, fermandola non si dà adito alla Costituzione. Il ministro Stefani aggiunge, siamo pronti, basta aspettare. Tragedia nei boschi di Livinallongo, un cuoco 36enne è stato trovato privo di vita, forse morto folgorato. Poco prima nella zona si era scatenato un forte temporale. Bomba d'acqua sull'Alto Vicentino, piovene Rocchette invaso dal fango, smottamenti, frane e grandinate fino alla Pedemontana. Grandi navi a Venezia, al centro della Commissione Trasporti della Camera, a parlare il Presidente Zaia, poi il Sindaco Brugnaro che si scontra con i 5 Stelle e la seduta viene sospesa. Sondaggio di Assindustria Veneto Centro, un imprenditore su 2 delle province di Padova e Treviso boccia l'operato del governo e per la maggior parte si andrà ad elezioni anticipate. Edizione del Veneto, del telegiornale di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la tragedia a Teolo, nel Padovano, dove si sono vissuti momenti di paura ieri sera all'interno di un'abitazione. Un 46enne cingalese ha sparato alla figlia mentre stava lavorando come badante e poi ha tentato di togliersi la vita. Tutti i dettagli nel nostro servizio d'apertura. Non possiamo dire niente noi, State. sei carabinieri là. Come state? Non vuole parlare, è ancora sconvolto l'80enne che martedì sera ha assistito impotente al tentato omicidio della giovane badante della moglie. Adriano non vuole parlare, i carabinieri da ore sono al lavoro per ricostruire quanto è accaduto. A sparare è stato il padre della 26enne cingalese. Il 46enne era andato a Teolo a trovare la figlia al lavoro armato con una carabina e quando lei le ha aperto la porta ha sparato alcuni colpi, le ha ferita al volto e al braccio. Il 46enne dello Sri Lanka ha poi tentato di togliersi la vita mentre la ragazza agonizzava a terra. Una scena raccapricciante quella che si è trovato davanti l'80enne che abita in questa villetta dei Colli Euganei. L'agguato poco dopo le 9 di sera. L'uomo, che lavora come collaboratore domestico per un'altra famiglia, suona la porta, è armato con un fucile sottratto al suo datore che lo detiene regolarmente. Quando vede la figlia le spara 7 colpi almeno, tanti i bossoli trovati a terra dai carabinieri. 2 la feriscono in modo grave, poi rivolge l'arma contro se stesso e colpisce ancora, un unico proiettile al volto. Non riuscendo ad ammazzarsi subito, prende una corda e cerca di impiccarsi ad una trave. Nel frattempo l'anziano proprietario di casa chiama i carabinieri che arrivano in tempo per salvare il 46enne, mentre la ragazza viene portata subito in ospedale. Padre e figlia sono entrambi ricoverati in condizioni stazionarie ma molto gravi. Il 46enne è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe agito perché in collera con la giovane figlia che da qualche tempo pare avesse iniziato una relazione con un connazionale conosciuto in una chat. Una storia che il padre disapprovava e che l'ha spinto ad armarsi e a compiere un gesto così folle. E a Teolo abbiamo raccolto la testimonianza di un cugino dell'anziano a cui la giovane donna ferita faceva da badante. Ieri sera era in casa e ha sentito gli spari. Una zona tranquilla ai piedi dei Colli Euganei al confine tra Teolo e Abano. Una zona dove cose così non succedono. È ancora scosso il signor Renato, cugino di Adriano Vigolo, e suo vicino di casa. Sì, mi hanno sentito 3 colpi. E 3 colpi dopo, l'intervallo poco tempo, ne ho sentito di altri colpi. Erano 2 o 3, non mi ricordo. Mi ero contato, i primi 3 sì li ho sentiti. Era là solo l'orto e sentivo, mi pensavo che fosse i petardi, magari i ragazzi che gioca, tutto è. E invece a questo punto, dopo è 7:30 della sera e a questo punto niente, dopo poco si arriva all'autobulanza, si arriva ai carabinieri e io non sapevo, questo qua è mio cugino. Tutto è. Ma lei li conosceva queste persone? Io era sta ballante che passava di qua, che penso che era fissa tutto il giorno anche a notte. Però a un certo punto mi vedevo passare, ogni tanto che era un po' di pausa, a camminare, di vista e basta. E beh, non veniva mai qua. Non viveva qua lui? No, solo lei era qua. Sapeva che il padre signor
non so trovare figli, se stati contrattempi con qualcosa. Parliamo adesso dell'autonomia del Veneto, stritolata nel rimpiattino dei consigli dei ministri che vengono convocati, sconvocati e sospesi. Intanto il ministro Stefani avverte gli alleati che non è più tempo di pretesti e il governatore Zaia ricorda come queste lungaggini non diano applicazione alla Costituzione. Sciogliere gli indugi e basta con i pretesti per rinviare l'inderogabile pratica dell'autonomia del Veneto. L'invito, chiaramente diretto agli alleati di governo, arriva dal ministro Erika Stefani, a margine dell'ennesimo Consiglio dei Ministri, nel cui ordine del giorno avrebbe dovuto campeggiare a chiare lettere la richiesta fatta al governo da 2.400.000 veneti. Già, avrebbe dovuto, perché le riunioni di governo di questi giorni vengono convocate, sconvocate e sospese con una facilità disarmante. L'autonomia è nel contratto di governo, è uno degli impegni che ci siamo assunti reciprocamente nei confronti anche dei cittadini. L'autonomia è veramente una grandissima occasione, un'occasione che non dobbiamo assolutamente sprecare o buttare via in rimpalli, in ritardi, richieste strane di approfondimento come viene fatto al Movimento 5 Stelle. È ora di sciogliere veramente gli indugi e di guardare veramente all'obiettivo. I tentennamenti, se uno ha delle idee di approfondire un tema li possono anche capire, se invece ha un intento pretestuoso per allungare i tempi o di dire no a delle regioni che legittimamente hanno fatto delle richieste, stiamo commettendo qualcosa di grave anche dal punto di vista istituzionale. L'orologio fa tic-tac e noi lo ricordiamo puntualmente con il nostro contatore dei giorni perduti, che scrive nero su bianco il tempo passato dal referendum del 22 ottobre del 2017. Sul tema dell'autonomia è intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia a Roma per la doppia partita su grandi navi e Mose da una parte e sulle Olimpiadi di Cortina e Milano dall'altra. Ancora non si dà adempimento a quello che prevede la Costituzione. La Costituzione dice che l'autonomia si concretizza con la firma dell'intesa tra il governo e la regione, sottolineo il singolare, la regione. Quindi noi siamo in attesa di una bozza di proposta del governo. La nostra bozza c'è già da ottobre 2018. La verità è che l'autonomia è rispettosa della Costituzione, non crea paesi di serie A e di serie B, c'è già un paese di serie A e di serie B. Di Maio dovrebbe ad esempio preoccuparsi del fatto che in presenza di una delega che è quella della sanità, in alcune regioni i cittadini sono costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione e non è colpa dell'autonomia del Veneto che non ce l'ha o della Lombardia. Si occupi Di Maio della mala gestione e non di queste cose. La nostra non è secessione dei ricchi e non è neanche la volontà di mettere in difficoltà qualcuno. Il carico da 11 lo mette comunque il vice premier Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook dal Viminale. Sull'autonomia lasciamo perdere, ormai mi sembra che i 5 Stelle abbiano detto chiaramente che il referendum di Lombardia e Veneti, ma anche l'interesse di tanti cittadini del Sud che vogliono una politica sana, non quella che stiamo vedendo in queste ore degli arresti in Calabria, degli arresti in Sicilia. Chi sbaglia paga, anche e soprattutto in politica. Se c'è un sindaco che non è capace, se c'è un governatore che non è capace, deve pagare. L'autonomia è questo. Premiare chi fa bene, è veloce e chi risparmia e punire non i cittadini, ma i politici. Torniamo alla cronaca, solo l'autopsia potrà fare chiarezza sulle cause del decesso del piccolo Giulio, morto a 3 anni in pediatria a Sant'Orso nel Vicentino, dove era stato portato per un mal di pancia. È stata disposta l'autopsia sul corpicino del piccolo Giulio, il bambino di 3 anni morto nel reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Orso di Schio. Il piccolo, che viveva con i genitori a Valle del Pasubio, aveva accusato forti dolori addominali ed è stato quindi portato in ospedale da mamma e papà. Sottoposto agli accertamenti di rito è stato dimesso, ma una volta tornato a casa si è sentito male di nuovo e le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. I genitori l'hanno riportato al Sant'Orso, dove Giulio è spirato poco dopo. È un evento tragico che ha colpito sicuramente in modo importante i genitori, un evento inaspettato che è insorto dopo poche ore dai sintomi, è un evento per il quale noi siamo stati profondamente colpiti, per il quale vogliamo capire quali sono le cause del decesso di questo piccolo bambino. Sui fatti stanno indagando i carabinieri, ma l'unico adempimento in grado di fare luce su questa tragedia è proprio l'esame autoptico che lo staff di pediatria aveva proposto fin da subito ai genitori. Avevamo già predisposto per l'autopsia perché noi proprio vogliamo capire cosa è successo
e per riuscire a dare delle spiegazioni ai genitori e a noi stessi. Per il momento non riusciamo ancora ad avere un'idea di quello che è successo, ma confido nell'autopsia che ci possa dare delle risposte. L'ospedale di Padova era già pronto ad eseguire l'autopsia su richiesta dell'ospedale della Pedemontana, ora invece bisognerà attendere i tempi della giustizia. I medici sperano comunque di avere il responso nel giro di poche ore. L'azienda sanitaria della Pedemontana ha intanto emesso una nota ufficiale esprimendo vicinanza ai familiari e cordoglio per la morte del bimbo. Siete preparati voi medici, gli operatori, psicologicamente a una cosa del genere? Non si è mai preparato a un evento del genere, si parla della morte di un bambino. Abbiamo poi tutti i supporti della psicologia clinica che c'è in ospedale, ma preparati non siamo preparati. Tragedia nei boschi di Livinallongo del Col di Lana nel Bellunese. Nel pomeriggio un cuoco di 36 anni è stato trovato privo di vita nella zona di Pralongiai. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato da folgorazione. La vittima è un lavoratore stagionale di Manfredonia in provincia di Foggia che lavorava in un rifugio ad Arabba. L'ipotesi della morte per folgorazione sarebbe sostenuta dal fatto che in zona poco prima si era abbattuto un forte temporale. La salma del 36enne è stata trasportata nella cella mortuaria del paese ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha delegato le indagini ai carabinieri. Quasi un anno fa, era il 2 agosto, medesime circostanze, stessa zona, morì colpito da un fulmine Stefano De Vic, esperto cacciatore e uomo di montagna. E a proposito di maltempo, oggi una bomba d'acqua si è scatenata nel Vicentino, a Piovene rocchette, strade e case invase dal fango e grandinate si sono abbattute su mezza provincia. Intanto il Presidente ha provveduto a firmare un nuovo decreto sullo stato di crisi. Un fortunale si è abbattuto sull'Alto Vicentino con allagamenti e bordate di grandine in molte località, dall'altopiano alla Pedemontana. Le celle temporalesche si sono formate molto rapidamente e con altrettanta velocità si sono dirette dalle zone di montagna verso le valli sottostanti. Nel giro di pochi minuti sono caduti dal cielo decine di millimetri di pioggia. Dati dell'ultimo minuto parlano di oltre 60 millimetri in mezz'ora in molte zone della Pedemontana vicentina. A subire il danno più grave è il centro abitato di Piovene Rocchette, invaso prima dall'acqua e poi dal fango. Veri e propri torrenti di fango hanno coperto le strade, invadendo scantinati, garage e molte abitazioni. Le colate hanno portato con sé pietre e ghiaia che hanno ostruito tombini e caditoie, peggiorando la situazione. I video dei residenti stanno facendo il giro del web e sono impressionanti. Al momento non è possibile sapere se ci siano feriti, perché le operazioni da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile sono ancora in corso. Dove non ha fatto danni il fango, li ha fatti la grandine, che si è abbattuta con chicchi grandi come albicocche in molte zone del Vicentino, insieme a folate di vento fortissime e a bombe d'acqua in continuazione. Per ora la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma adesso il Veneto ha davvero paura, perché a ogni temporale la situazione si fa sempre più pericolosa e l'alta temperatura di questi giorni non fa che aumentare i rischi. Tornerà presto a guidare l'autista romeno che era alla guida dello scuolabus che si è ribaltato ad Arquà Petrarca lo scorso maggio. Dennis Panduru, l'autista romeno che lo scorso 17 maggio era alla guida dello scuolabus che si ribaltò mentre stava riaccompagnando a casa degli alunni di una scuola media di Arquà Petrarca, potrà tornare presto a guidare. I suoi avvocati infatti hanno ottenuto dal giudice di pace di Rovigo il congelamento della sospensione della patente per 2 anni e 6 mesi disposta dalla prefettura subito dopo l'incidente. Il provvedimento di sospensione della patente non sarà in vigore dunque per tutto il periodo che servirà ad arrivare alla sentenza civile. La posizione dell'autista si è notevolmente modificata nell'ultimo periodo. Il 51enne romeno, arrestato inizialmente per omissione di soccorso, pare invece abbia aiutato ad uscire dallo scuolabus ribaltato tutti i bambini e solo dopo, alla vista dei genitori arrabbiati, temendo il linciaggio, si diede alla fuga verso est, dove venne fermato dai carabinieri. Secondo gli avvocati dell'autista, dunque, ci sono molti dubbi sul fatto che si possa configurare l'omissione di soccorso. Inoltre il conducente ha più volte sostenuto che il mezzo che gli era stato affidato dalla cooperativa che gestiva l'appalto del servizio scolastico avesse problemi. Per questo motivo è stato disposto anche un accertamento tecnico sul pulmino per capire se ci fossero problemi meccanici. In attesa di tutti questi riscontri e del processo, Dennis Panduro tornerà a guidare.
La questione grandi navi a Venezia al centro della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, a parlare per primo il Presidente Zaia, poi è stata la volta dei sindaci di Venezia e Chioggia e non sono mancate le scintille. Sempre tutto in rischio, sempre, solo che noi siamo stanchi, la città è stanca di voi. Siamo stanchi, le sto rispondendo, lei fa domande capziose, come fa a esserci un progetto? Sospendiamo 5 minuti la commissione, è la prima volta in un anno che uso questa cavolo di campanella. Onestà, incapacità, altro che... Il dibattito alla Commissione Trasporti della Camera sulle grandi navi a Venezia deve essere sospeso dopo un vivace scambio di battute tra il sindaco Luigi Brugnaro e la deputata del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto. Per rafforzare il progetto di passaggio della croceristica a Marghera, Brugnaro aveva anche fatto proiettare un video, ma i problemi tra il sindaco e i 5 Stelle appaiono insormontabili a partire da quelli col ministro Toninelli. Vi sembra normale che un ministro che ho chiesto più volte di incontrare per fargli vedere sull'acqua come funzionano le cose, so che ha incontrato altri, è venuto l'unica volta a Venezia e ha incontrato Tommaso Cacciari. Allora domando alla città, non a me, non a Luigi Brugnaro, ancora una volta io ho accettato questo incontro, ancora una volta chiedo di incontrarlo, ancora una volta vi do disponibilità e lo dico a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando. Stiamo facendo tutti insieme una figura pessima a livello mondiale. La risposta di Toninelli non si fa attendere, continua a sperare nel miracolo per cui il sindaco Brugnaro la smetta di urlare e insultare e torni nelle sue vesti istituzionali, ha scritto. La soluzione Porto Marghera, di cui qualcuno ancora oggi sproloquia, in realtà non è mai concretamente esistita. Dopo anni di nulla conditi di tante chiacchiere, conclude il ministro, siamo finalmente vicini a togliere le prime grandi navi dalla Giudecca e sulla loro destinazione rimane aperta anche l'ipotesi Chioggia. Molti turisti potrebbero essere anche interessati a guardare, non solo, alcuni si trasferiranno a Venezia, altri potrebbero andare nell'entroterra o fare altre escursioni, le Tegnue, il Delta del Po, Piove, insomma altre location che possono essere maggiormente attrattive, non per ultima anche la stessa Chioggia, che è una località da 50.000 abitanti, con aspetti anche un patrimonio storico, culturale, architettonico, non sicuramente al pari, ci mancherebbe altro, di Venezia, ma neanche così di basso costo. Torniamo sul caro affitti-ater con le proteste di questi giorni. Cosa e come cambierà il provvedimento? Abbiamo fatto il punto con l'assessore regionale ai servizi sociali Manuela Lanzarin, ospite ieri sera di 20:10. Andiamo a applicare un meccanismo che è quello che viene applicato solitamente per tutti i servizi, quindi quelli dell'ISEE e non più del reddito, che diventa un meccanismo di un'equità e di una giustizia sociale, nel senso che la persona viene diciamo così, insomma, misurata in base a tutte le sue proprietà, beni immobili e beni immobili. Il reddito invece era solo quello che uno dichiarava, quindi uno poteva anche dichiarare zero, ma poi poteva invece avere dei beni immobili e dei beni immobili. Con l'ISEE questa cosa qui non è più possibile, quindi uno deve dichiarare quello che ha realmente. Su 40.000 alloggi, più o meno 15.000 di questi erano sotto i 50. Di persone che pagavano tra i 7 e i 50 euro. Sì, cioè non sono pochi. Adesso io per carità dico, uno entra quando è in una situazione anche indigente, riconosciuta, entra con 7-10 euro, poi non può rimanere dentro e pagare 7-10 euro per una vita, perché sennò mi sembra che comunque non sia giusto ed equo rispetto, non so, alla famiglia, alla signora anziana che è in un appartamento e deve pagare l'affitto e non ce la fa a pagare l'affitto, a prendersi le medicine e tutto il resto. Questa legge mette un po' di ordine, quindi noi oggi cosa faremo? C'è già un tavolo di monitoraggio insediato in cui ci sono tutti, le ATER, i comuni, i sindacati, gli inquilini, insomma, quindi ragioneremo sui singoli casi anche, quelli che abbiamo visto che sono i casi eclatanti, in modo da capire anche rispetto a questi come casi. Come la signora di 88 anni che citava Zaia. Sì, ma oppure anche il caso eclatante di quello che gli schizza l'affitto, pagava 200, adesso paga 4,50, quindi 250 euro in più. Come mai? Com'è composto il tuo ISEE? Tu rientri, hai avuto, insomma, capiamo, vediamo, poi vediamo insomma che correttivi riusciamo a fare. In attesa di correttivi, diciamo, puntuali, sì, no? certo. Quindi non si sospende la legge, lei lo ha già detto ai nostri microfoni, non si cambia, si va a fare dei correttivi. Settimana prossima?
Sì, presumo, insomma, stanno agli uffici, stanno predisponendo un atto, quindi presumo. Però intanto devono pagare, giusto? Certo. Questo è l'accordo, poi eventualmente... Poi ci saranno dei conguagli, cioè, nel senso, nel momento in cui verranno messi in atto dei correttivi e per cui uno che si vedeva un canone di un certo tipo ha una riduzione, ci saranno i conguagli rispetto alla mensilità successiva. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio con i risultati di un sondaggio di Assindustria Veneto Centro che ha interpellato 530 imprenditori delle province di Treviso e Padova. Ebbene, quello che emerge è una profonda sfiducia sull'operato del governo gialloverde. Un imprenditore su due delle province di Treviso e Padova boccia il governo gialloverde, è quanto emerge da un sondaggio di Assindustria Veneto Centro che ha interpellato 530 industriali. Le risposte fornite fotografano lo stato di insofferenza del tessuto economico nei confronti delle politiche dell'esecutivo. Il 31,4% degli imprenditori di Padova e Treviso ha dato un giudizio negativo sull'operato del governo, il 14,6% ne ha dato uno molto negativo. I voti positivi sono stati il 12,9% e i molto positivi appena lo 0,8%. Per il 40,2% invece il giudizio è appena sufficiente. A pesare sulla pagella fatta dagli imprenditori le continue discussioni sui temi importanti per il Paese e soprattutto per questo territorio, autonomia in primis e poi il tira e molla sulla TAV e sulla flat tax. Agli imprenditori è stato chiesto anche di fare una previsione sul futuro dell'esecutivo, per la maggior parte prevarrà l'interesse a proseguire, ma quasi 3 industriali su 10 pensano che le distanze tra Lega e 5 Stelle sui contenuti della prossima legge di bilancio porterà alla rottura del contratto. Dopo un anno perso per la crescita e ingenti risorse orientate più all'assistenza che allo sviluppo, non perdiamo l'occasione della prossima legge di bilancio, dichiara Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Veneto Centro. Ora bisogna andare al punto vero per la ripresa e concentrare ogni spazio disponibile di spesa. Se l'esecutivo punterà su questo, se avrà la forza e la volontà politica di ribaltare la scelta di aumentare la spesa corrente e di tagliare gli investimenti pubblici, continua la Piovesana, e non ingaggerà la solita gara demagogica, gli imprenditori sapranno come sempre trainare nuovamente il Paese fuori dalle secche. Voltiamo pagina. Presentato ed inaugurato oggi a Palazzo della Regione a Padova l'antico orologio appena restaurato. Ha origini antiche che arrivano dal dominio francese il meccanismo dello storico orologio a pendolo di Palazzo della Ragione, restaurato recentemente grazie al contributo dell'Ordine degli Avvocati. L'orologio, realizzato da Toffoli alla fine del 1700, era da tempo dimenticato. Una volta ritrovato è stato evidente il suo grande valore che ha smosso l'interesse anche del British Museum. L'associazione degli orologiai legata al British è venuta a Padova sia per studiare l'orologio di Piazza dei Signori, ma anche per scoprire la complessa misurazione del tempo che attraverso gli orologi solari, le meridiane, attraverso gli orologi meccanici viene compiuta all'interno del Palazzo della Ragione, che è una grande macchina del tempo. Un meccanismo molto antico di un grande valore storico. Il suo scopo era quello di dare la possibilità anche al popolo di leggere il nuovo sistema orario alla francese, che a partire dalla fine del 1700 aveva sostituito il classico sistema all'italiana, dividendo il giorno in 2 parti uguali di 12 ore ciascuna. Il restauro, attraverso il nuovo sistema, ha consentito di non intervenire in modo invasivo sulla parte antica del meccanismo. Questo nuovo sistema che potete vedere di ricarica dei pesi, provvede proprio a rendere funzionante ancora il meccanismo senza essere intervenuti in modo invasivo sulla parte antica, quindi è solamente stato accoppiato sull'esistente. Nonostante non sia più possibile riposizionarlo nella sua collocazione originale, grazie al restauro sarà possibile per il pubblico visitarlo all'interno del Palazzo della Ragione. Nord-Est, terra di meraviglie, il titolo della puntata di questa sera di 20:10. In studio Giuliano Vantaggi, direttore DMO Belluno, e Bruno Bertero di Promo Turismo Friuli Venezia Giulia. Con questa edizione del Veneto è tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata.
Bentrovati al meteo. Inizio di agosto con l'alta pressione delle Azzorre che favorirà un tempo stabile e temperature nella norma sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche occasionale temporale sui settori alpini, specie durante il pomeriggio e localmente fin verso le pianure veronesi. Temperature stazionarie e in linea con la media del periodo, minime tra 18 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una giornata di bel tempo con condizioni stabili, tanto sole su tutti i settori, come vediamo. Non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature invariate, minime tra 21 e 25 gradi, massime tra 29 e 30 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo asciutto al mattino, poi qualche temporale a carattere sparso, possibile un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime sui 18 gradi, massime comprese invece tra 30 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.